Oggi è domenica mattina, sono in compagnia del buon Filippo Ponticelli. La nostra avventura ieri è iniziata così. Siamo a Ca del Lago, un luogo al confine tra Veneto e Friuli, una cava meravigliosa, una cava con moltissime carpe native dentro alla stessa, non sono state fatte semine, sanno a memoria qualsiasi ostacolo e infatti fino all'ultimo tirano tremendamente. Un posto che merita. La mia sessione la sto affrontando affidandomi a un combi rig composto da Silflex, una treccia morbida da 25 libre, ottimo anche per chi utilizza bombette, Fluorocarbon Spectre, disponibile in due versioni, 20 e 15 libre. Io in questo caso sto usando il 20 libre. Data la presenza di tartarughe, voglio che la parte rigida sia resistente e che faccia rimanere il mio terminale sempre ben posizionato. Come amo sto utilizzando uno snag hook taglia 6, un amo con un'ampia curva, molto resistente, una punta ricurva. Questo mi permetterà di forzare eventualmente il pesce se si incaglia in qualche erbaio.
diminuirà la mia probabilità di slamata, data la sua forma molto aggressiva. In più la parte morbida permetterà al lamo di seguire sempre la direzione da cui verrà aspirato dalle nostre amiche baffute. A differenza di Alessandro, ho scelto di utilizzare un D-Rig formato da uno spezzone di Spectra da 20 libre, un amo Apex Medium Curve del 4, al cui ho abbinato delle Tiger, precedentemente forandole con il combi drill e inserendo all'interno un pezzettino di sughero, il tutto per bilanciare perfettamente l'innesco.
Allora Pippo, dai, cosa ti è sembrato Ca del Lago? Beh, innanzitutto è un posto bellissimo, davvero molto 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 bello. Immerso nella natura, come potete vedere. Pesci sanissimi, molto potenti e in forma. Un posto che vi consiglio veramente, molto molto. E cosa dire? Grazie a tutti, grazie a Ale e noi ci vediamo alla prossima. Da un pezzetto di sughero, il tutto per bilanciare l'innesco. Madonna. Partiamo tra campo.